nuovo video. Io quest'oggi, sapete perché ho messo il cerotto? Perché si è rotta l'unghia e quindi, siccome devo fare il gel, per evitare che si rompa veramente del tutto, si è spezzata qui di lato, per evitare che si spacchi proprio del tutto ho messo il cerotto per proteggerla. Comunque le devo riaccorciare un attimino e oggi ho tagliato i capelli, sì, ma non li ho rasati. Quindi stasera vorrei rasare questi capelli qua dietro. Niente, quindi adesso mi do una lavata e vedo se rasare i capelli e poi mi faccio le unghie. Devo togliere il gel, questo qui, che è quasi un mese. Beh, 2 settimane e mezza, no, quasi un mese no, 2 settimane e mezza, vedendo la ricrescita. E quindi faccio sto lavoretto qua stasera e basta. Franz è appena andato a letto e io mi dedico alle unghie. Domani invece mattina devo fare quel lavoro, devo andare in banca, poi andare da Franz al lavoro e poi tornare in banca. Mentre pomeriggio andrò via alle 3:30, andrò via con mio zio a fare il cambio intestazione della SIM, finalmente. Non guiderò io, ma andremo con la sua macchina e guiderà lui perché io ho difficoltà a guidare col buio e ormai adesso, ora che andremo giù, che andremo a recuperare mia nonna da sua sorella e che torneremo a casa, sinceramente verrà buio, più o meno, e quindi io faccio molta fatica a guidare col buio e mi stanco tantissimo la vista e mi viene tanto mal di testa, e anche l'ultima volta poi la sera ero KO. E quindi se posso evitare di guidare io col buio, evito. Sto facendo colazione, ho tagliato ancora i capelli perché li ho pareggiati ancora meglio, ma nonostante ciò ci sono ancora dei ciuffi più lunghi. Da soli è complicato tagliare i capelli tutti pari, veramente. Comunque, basta, adesso non li taglio più. Vorrei fare una tinta un po' più fredda, ma io sapevo che mi sarebbe venuta abbastanza giallina, cioè c'ha del giallo dentro che non mi piacciono a me sti biondi, ma puntualmente vengono così con i miei capelli. Vabbè, comunque, ieri sera vi avevo detto mi rifaccio le unghie. Non le ho rifatte, le ho solo accorciate e non le ho rifatte. Perché? Perché ho deciso di fare la doccia, perché siccome ho accorciato ancora i capelli e ho rasato questa parte qua, ero piena di capelli un po' ovunque. E quindi ho detto, boh, faccio la doccia. E io non metto mai il gel subito dopo la doccia, perché non ha, anche se ci metti il deidratante per sulle unghie, eccetera, non attacca bene. E allora ho detto, boh, le faccio domani. Devo andare a cercare dei vestiti, che non so cosa mettere. Oggi non c'è né caldo né freddo, è nuvoloso oggi. È un tempo di quelli un po'... un po'... E poi devo fare la trafila che vi avevo detto ieri, quindi andare a San Vito, poi al lavoro da Franza e poi il mio ex posto di lavoro e poi devo andare in banca di nuovo. C'è Bue che mi sta tormentando. Io... Cosa c'è? Non so cosa vuole. Cosa c'è? Bue? Se ne va. Hai visto Pepe? Se n'è andato di nuovo. E va fuori e si siede lì perché lui vuole che io esca con lui a giocare. Ah, io ho da fare, no? E lui fa così. Adesso si lava. E così è. Vabbè. Sto un attimo riguardando per l'ennesima volta la valigia. Allora, questi sono i due beauty. Qui c'è tutta roba del bagno e qui, bene o male, ci sono medicine, assolutamente, cerotti, le spugne per la doccia, perché io senza spugna non vivo. E poi al ritorno non ce le avremo perché non le riporterò a casa. Poi cosa ci sono, fazzoletti, quelle cose là, insomma, roba che può essere utile. Poi, e il nastro per le mie vesciche dei piedi, per evitare le vesciche, visto che cammineremo tanto. E questa è la valigia più o meno ridotta all'osso. Allora, questi due potrei lasciarli a casa.
volendo. È che io mi trovo bene ad averli. Poi qui c'è tutto. Qui c'è tutto, lì ci sta il beauty, qua, questi qua poi vengono spostati, li metto qua, e qua ci stanno le scarpe di Franz, e questa è la valigia per 8 notti. Ho ridotto all'osso un po' tutto, sinceramente. Qui c'è ancora posto perché qui ci sta uno dei due beauty, quello chiaro. Sì, era lì, poi l'ho tolto, ho rivisto un po' tutto e ho tolto delle cose che effettivamente non aveva senso portare dietro. E qui c'è tutto, qui c'è intimo, il mio pigiama, insomma mutande, calzini, quelle robe là. Qui ci sono 2 felpe sportive da portare dietro per camminare, insomma. Poi, anche perché io sudo tanto e quindi ho bisogno di potermi cambiare almeno una volta al giorno. Poi ho comprato anche la pompetta per mettere sotto vuoto i sacchetti al ritorno, ragazzi, l'ho comprata, mi arriverà oggi. E qui ci sono 2 outfit, quello con i pantaloni neri e quello con i pantaloni beige, più il vestitino più leggero, questo qua col gonnellone lungo, perché so che fa caldo e quindi ho detto vabbè, mi porto qualcosa di un attimo più leggero. Quindi beauty, qua ci ho ficcato dentro delle cose che c'era il posticino, quindi ho tappato i buchi. Qua anche, qua sono dei costumi, in realtà non so se ci servirà un costume, però per ogni evenienza non occupa tanto posto sta roba, quindi ho detto ok, la porto. Questa è la mia giacca felpata all'interno, che avevo usato l'anno scorso a Milano e mi ero trovata molto bene per stare fuori tutto il giorno, e quindi mi sono portata questa e l'ho messa lì, che tanto così ho occupato quello spazietto che rimaneva libero. Qui ci sono tutti i miei outfit già divisi, quindi dentro il gonnellone blu ho messo la canotta blu, dentro il gonnellone rosa ho messo la canotta rosa, no, verde, scusate, e già tutto diviso. Cioè ho guardato online come fare e ho già tutti gli outfit pronti. La roba sarà stropicciata poi? Probabilmente sì, ma non importa. Qua sotto invece ci sono le cose più pesanti, quindi una maglia per me extra se dovesse servire, e un gilet extra per Franz se dovesse servire, e una maglia più pesante per Franz se dovesse servire. Ecco, e quelle sono sottovuoto e non occupano posto. Senza il sottovuoto avrebbero occupato questo strato di valigia, e invece mettendole sottovuoto ci stanno addirittura 2 sacchi. Ok, quindi è tutto a incastro in sostanza, e invece di qua non posso ridurre ancora di più il vestiario perché se no andiamo via senza niente. Queste sono tutte le magliette di Franz, questi sono i vestiti di Franz, maglie e pantaloni, roba così insomma, e basta. Questi 2 appunto non so se li porterò dietro, adesso ci penso. Questo ce l'ho sempre, ogni viaggio, anche se è solo un weekend, me lo porto sempre dietro. Ormai, se non lo porto, lo compro in loco, cioè quando si arriva. Ci sta tutto, avanza un pochino di posto, soprattutto togliendo queste 2 cose qua. Ci stanno le scarpe di Franz che devo ancora lavare. Adesso cosa faccio? Devo lavare le scarpe, poi le imbusto in uno di questi sacchetti abbastanza resistenti. Qua ne ho uno, eccolo qua. Imbusto le scarpe e le metto via, così anche quelle sono a posto. Mi manca ancora una pochette con alcune cosine del bagno, ma quasi tutto è già stato messo via. E poi cosa mi manca? Devo riguardare lo zaino, sì, ecco, perché anche lì probabilmente tolgo qualcosa. Allora, è sera, sono praticamente 21:58. È tardi, lo so, sono stanca, ho mal di testa, ho appena preso l'occhi, vediamo se passa un pochino, se si attenua questo mal di testa, perché sono stanca, perché è stato un pomeriggio lungo, è stato molto lungo. Alla fine ho riguardato anche lo zaino per la partenza, ho fatto delle modifiche anche lì, sì. Ho fatto delle modifiche, ma non chissà che modifiche, comunque ho cambiato un attimino anche là, e quindi più o meno ho sistemato anche quello, ma le ultime cose le metterò solo il giorno della partenza, come per la valigia. Ho fatto tante cose,
veramente tante cose fino al pomeriggio che poi sono andata via con mio zio. Finalmente questa SIM è mia, abbiamo fatto il cambio intestatario, mi è costato 20 euro il cambio intestatario, più ho dovuto fare una ricarica, quindi ho speso 35 euro. Io speravo fosse gratuito in realtà, no, invece 20 euro costa, con Vodafone, poi con gli altri non lo so, con Vodafone 20 euro, va bene, ok. E poi cos'altro? Niente, siamo andati là, ci abbiamo messo un'ora e mezza ad arrivare al centro Vodafone. No, un'ora e mezza, 2 ore e mezza circa ci abbiamo messo. Parecchio ci abbiamo messo, forse anche un po' di più. Un viaggio che mi ha sfinita, anche se non ho guidato io. Per fortuna non ho guidato io perché io faccio tanta fatica, soprattutto poi col buio, infatti, e con la pioggia. Siamo tornati col buio e con un po' di pioggia a tratti. Quindi per fortuna, e nebbia anche. Per fortuna non ho guidato io. Comunque abbiamo fatto tutto, poi siamo stati a recuperare mia nonna che era da sua sorella e quindi ci siamo fermati un po' là perché c'è una situazione un po' insomma importante e niente, quindi ci siamo fermati lì e poi siamo tornati a casa, ecco, niente di che. Non ci siamo fermati da nessuna parte, abbiamo fatto proprio giusto quello che c'era da fare e basta. E è stato un viaggio, cioè, ci abbiamo messo tutto il pomeriggio fino alla sera, io ho cenato che erano le 9, quindi le unghie, perché sì, sono ancora normali, naturali, perché non sono riuscita oggi, ho fatto 200.000 cose e le unghie sono rimaste così. Quindi domani, adesso vi tengo così storti, non mi interessa. Domani farò anche le unghie. Ce la farò a partire con le unghie in ordine. Dai, ho fatto commissioni per Franz, pomeriggio abbiamo fatto la commissione lì per me, che ci abbiamo messo una vita, per 2 firme e la scansione dei documenti, ci abbiamo messo una vita. Cioè mi chiedo, ma perché un procedimento del genere non si può fare online con lo SPID? Cioè, perché non si può fare online questa cosa? Bisogna andare per forza in un centro. Non ha senso, secondo me. Sarebbe molto, molto, molto veloce online. Vabbè. Comunque, dai, abbiamo risolto. Adesso vado a lavarmi e poi cerco di capire se rimanere alzato o andare a letto. È il giorno dopo. Io ho la testa che anche oggi ho già preso un occhi, ma avevo tanto male qua, però adesso mi è passato un pochino. E il problema è che ho tutto che tira qua dietro. Che palle. Non sono nel pieno delle forze, ecco. Mi ero perfino dimenticata di aver fatto il caffè latte. E sono andata in bagno, ho fatto delle robe e il caffè latte è qua. Si era ormai raffreddato, chiaramente. Cioè, vabbè, ok. Comunque, dai. Non abbiamo più aggiornati sulla friggitrice ad aria. Io mi sto trovando benissimo. Certo, a me non l'hanno regalata come stanno facendo a tutti, l'ho dovuta comprare, come sempre, però veramente questa qui della Cosori, la Dual, come si chiama questa? Dual Blaze, è molto molto valida. Io, cioè, mi trovo bene perché sapete che io faccio cose, faccio in quantità e comunque quelle classiche per 2 persone secondo me non sono proprio per 2 persone, anche perché se uno mangia un po' più abbondante, per me l'ideale è avere queste qua più grandi. Ho un po' di cose da fare, sono già quasi le 9:44 e c'è Pippo in mansarda. Lui ha deciso che oggi sta lassù, di solito va lassù solo la sera, col fuoco, se no non sale fino là sopra. Oggi ha detto che anche di giorno sta su in mansarda, è appena andato a fare la pipì, allora si sta lavando tutto. Che bello! Guarda lì! Intanto ho la lavatrice che sta andando, sta scendendo Pippo, ho cambiato idea, ha detto che scende.
poi stendo la biancheria, mi bevo un po' il caffè latte, poi vado in camera di sfolletto e faccio quel lavoro lì e butto a lavare anche le lenzuola, così quando torniamo dalle ferie le lenzuola sono già lavate e usate una sola notte. E in più devo fare le unghie, è solito, quello ormai, cioè stasera vorrei stare tranquilla e relax. Cosa ha visto? Secondo me vede i fantasmi quel gatto. Non so se riprenderò qualcosa oggi, e intanto mi metto all'opera, mi bevo il caffè latte e mi metto all'opera perché ne ho da fare. Ne sono dovuta uscire perché Bue continuava a grattare i paraspifferi. Sono dovuta uscire con lui. E dov'è? Qua dietro. Bue? Così, con questo gatto è così. Mi sono seduta qua per terra al sole sul cemento con il gatto perché lui vuole la mia presenza. Non so come farà quando andremo via, quando andrò via, non so come vivrà le giornate. Infatti un po' mi dispiace andare via, nel senso che so che i gatti ne risentono tanto, sia lui che gli altri, però ogni tanto bisogna staccare da casa, da tutto, e quindi se si ha la possibilità è giusto anche andare via. Cosa dici? Di a tutti che sei un rompipalle. Tu. Con questa clip al sole chiudo questo vlog, è abbastanza lunghetto. Sto cercando di farli alle volte un pochino più lunghi, non so se piacciono, però cerco di farli anche un po' più lunghi ogni tanto. Ne inizio un altro e il prossimo vlog sarà quello della partenza. Ricordatevi che i video non sono in tempo reale, tenete conto sempre dello spazio temporale tra la registrazione e la pubblicazione dei video. C'è Bue che è fuori di testa, lui è contento che io sia qua di fuori, è pazzo proprio, corre, salta, adesso si lava, contento. Vabbè, vi saluto, ci vediamo al prossimo video che sarà quello della partenza, così scoprirete anche la meta, anche se qualcuno la sa, ma scoprirete anche la meta. Ciao!